Che si è dimostrato che, vista l'extraterritorialità degli autori, che è la norma quasi degli attacchi, ad un'azione repressiva che ha sempre dei limiti, si cerca di anteporre un'azione preventiva, quindi un'azione di tutela e di collaborazione con uno scambio di dati, di indirizzi, di informazioni che riesca innanzitutto a annullare l'attacco, secondariamente a limitare i danni, in terzo luogo, ma come ipotesi residuale, individuarne l'autore. Oltre a questo protocollo firmato quest'oggi, quale altra collaborazione c'è con la Questura di Ancona sempre per la sicurezza? C'è un tavolo stretto fra la Questura e la nostra direzione medico-ospedaliera che riguarda sia Torrette che Salesi, che si occupa appunto di monitorare tutti i momenti di rischio che possono esserci per la sicurezza. L'efficacia si vede nel fatto che quando si manifestano fenomeni di questo tipo, persone che entrano in ospedale o per rubare oppure per chiedere l'elemosina, per fare cose di questo tipo, l'intervento della Polizia di Stato è sempre stato assolutamente presente in tempi rapidissimi.